Siamo diretti verso il Zoff di Fao e abbiamo lasciato l'auto prima del divieto di transito e siamo passati per il borgo Bevorkians. Adesso per fortuna abbiamo il tempo dalla nostra parte per una volta e vedremo quanto tempo ci mettiamo per il rifugio. Andiamo! Eccoci qua, allora sono passati circa 20 minuti e qui troviamo il primo imbocco sulla Carareccia col sentiero 436. Noi ovviamente consigliamo di prendere questo sentiero nel bosco perché si taglia un bel pezzo. Andiamo! Eccoci qua, allora siamo appena usciti dal sentiero 436 che sbuca di nuovo sulla Carareccia, ma noi rientreremo subito nel bosco perché questo è il vero e proprio sentiero che porta al Zoff di Fao. Infatti non cammineremo più sulla Carareccia. Andiamo! Allora è passata un'oretta e il sentiero a un certo punto va in salita e ci sono una serie di tornanti, quindi è abbastanza faticoso e soprattutto fate attenzione perché in certi punti il sentiero è abbastanza stretto, quindi camminate piano e guardate bene davanti. E una volta passati i tornanti si arriva in questo punto dove la strada va in piano fino al Zoff di Fao, però fate attenzione perché è un po' confuso tra i rami e le foglie, bisogna tenere gli occhi ben aperti. Comunque è segnato bene appena si esce dal sentiero. Proseguiamo. Finalmente siamo arrivati allo spiazzo. Allora, il tempo di percorrenza è stato 1 ora e 20 e il sentiero è davvero bellissimo. È un po' faticoso, però la zona boschiva è davvero meravigliosa, poi ci sono profumi, animali e tante altre cose. Bene, lì si trova la Zoff di Fao, 2 minuti e siamo arrivati.